Che l'ente provincia debba tornare a dare risposte ai cittadini con le dovute risorse. Mancano i soldi alle province venete e quest'anno ne mancheranno ancora di più. Questo in sintesi il bilancio dell'incontro di oggi tra presidenti e rappresentanti dei 7 distretti regionali che da 10 anni sono penalizzati dalla riforma del Rio. Oggi le entrate delle province vertono sostanzialmente sul mercato dell'auto e sulle province, quelle del Veneto, grava ancora il prelievo forzoso della legge 190 del 2015, la finanziaria post del Rio, che cuba quasi 123 milioni di euro. Però, come racconta la storia di una riforma a metà, negli ultimi 10 anni le province hanno dimostrato che servono. 2 esempi pratici: scuole e strade. Le province servono, non ci sono i soldi, non vi è una piena legittimità democratica che dia ai presidenti, al Consiglio, all'ente un mandato che arriva dal popolo, perché non c'è. Eppure da tempo l'attuale governo ha annunciato più volte la controrivoluzione per le province, al momento però ferma nei cassetti ministeriali. È giacente un progetto di legge unico e già condiviso che però inspiegabilmente si è fermato, credo che verosimilmente sia legato alla tornata elettorale e l'auspicio è che al termine di questa tornata elettorale si torni a prendere per mano quel progetto di legge.